Gara ricca di insidia a Carpi per Carpi Trapani, Tarcisio Mazzeo. Il Carpi ha fatto un buon girone d'andata e poi ha frenato vistosamente nel ritorno, non ha ancora vinto in casa nel girone di ritorno. Nelle ultime 5 partite ha fatto appena 5 punti, e cioè 2 pareggi con 3 sconfitte nell'ultima partita giocata. Il Trapani invece con regolarità è lì in zona promozione con i suoi 49 punti, 12 vittorie, 13 pareggi, 7 sconfitte e soprattutto un andamento abbastanza positivo, anche se non brillantissimo nelle ultime 5 partite. La sconfitta in casa nello scorso turno di campionato e poi 2 pareggi, 2 vittorie e un pareggio, e insomma oggi problemi di formazione per entrambi gli allenatori, in particolare il tecnico Boscaglia rinuncia a Mancosu che comincia la partita dalla panchina. Ma vediamo le formazioni. Colombi in porta nel Carpi, 4 in difesa, in mezzo Legati e Gagliolo, sugli esterni Letizia e Pasciuti, a centrocampo Concas, Porcari, Memusciai e Di Gaudio, con Sgrigna dietro la punta più avanzata Ardemagni. Con il suo classico 4-4-2 il Trapani, Nordi in porta, Pagliarulo e Martinelli difensori centrali, Ferri e Rizzato difensori esterni. In mezzo al campo Pirrone e Feola i centrali, basso a destra, Nizzetto a sinistra, Junco e Abbate sono le 2 punte. Fabri di Ravenna è l'arbitro, Mondin e Segna i suoi assistenti, Tardino è il quarto uomo. Studio. 10° minuto. Carpi in vantaggio, il gol messo a segno dal numero 9 Ardemagni. 9 minuti 10 in questo istante, Carpi 1 Trapani 0. Sono 13 minuti e 50 secondi, 1-0 per il Carpi sul Trapani al 10°. Una bella azione veloce di Sgrigna, che ha visto Concas sulla destra dentro l'area di rigore, gli ha dato il pallone, bravo Concas a seguire la giocata e poi a dare il pallone esattamente sul piede di Ardemagni, che benché pressato da 2 avversari intervenuti per togliergli il pallone, impedirgli il tiro, è riuscito a deviare e a mettere in porta alle spalle di Nordi. Poi adesso c'è ancora il Carpi in avanti, Concas stoppa di petto, va al tiro, un intervento falloso, dice l'arbitro Fabri di Ravenna. In precedenza una conclusione bella di Feola per il Trapani, che si era liberato sulla sinistra al limite dell'area, il suo tiro uscito non di molto. Una partita che rimane giocata con grande agonismo. Adesso prova ad andarsene Junco, entra in area, ha davanti un avversario, si deve decentrare, palla per Abbate, lo scambio ripetuto ma per Junco c'è la chiusura, poi arriva Pirrone, il tiro di fuori poco. Questo per dire in diretta, per confermare che la partita è molto bella. 14 minuti e 50 secondi, Carpi 1 Trapani 0 Castellammare. Il gol della pareggio del Trapani, gol segnato da Pagliarulo al 20°, 1-1 fra Carpi e Trapani. 22 minuti e 15 secondi, il pareggio del Trapani, 1-1 Carpi Trapani, il pareggio messo a segno dal numero 4 Pagliarulo, frutto di un calcio d'angolo battuto molto velocemente dal Trapani, difesa del Carpi che non è stata abbastanza sufficientemente lesta a piazzarsi, e grande anche un attimo di nervosismo da parte dell'allenatore Pillon, che ha visto lo sbandamento della difesa, l'hanno visto anche quelli del Trapani, con pallone che è rimasto lì, e Pagliarulo è arrivato di gran carriera e ha colpito pallone dal basso verso l'altro, Colombi assolutamente battuto. Partita dunque che non lesina emozioni, molto movimento in campo, c'è anche una munizione per Feola, adesso manovra raddoppio del Varese. Qui prova ad andarsene Concas al limite dell'area sulla sinistra, c'è il numero 11 di Gaudio, non riesce a tirare, poi palla indietro per Porcari che perde il pallone, subito il tentativo di ripartenza del Trapani, ma c'è un intervento falloso, calcio di punizione per il Carpi. 23 minuti e 20 secondi, Carpi 1 Trapani 1 Castellammare. Nella circostanza un'altra ammonito. Bellissimo il gol di Gaudio, riporta in vantaggio il Carpi al 13°, Carpi 2 Trapani 1. Al 17° Carpi 2 Trapani 1, qua invece non si rilassa nessuno, la partita è vissuta con grande intensità. Bellissimo il gol di Nizzetto, che dal limite dell'area, pallone spostato leggermente sulla sinistra, si è inventato una traiettoria, ha guardato il portiere che in realtà era appena forse 1 metro fuori dai pali, è stato bravissimo Nizzetto, ha calciato veramente con grande abilità, pallone che lo ha scavalcato, è andato a sbattere contro la parte interna della traversa,
fosse rimbalzato al di qua della linea di porta. A noi è parso abbastanza chiaro il gol, qualcuno ha chiesto delle verifiche, ma in realtà l'arbitro ha segnato il gol che mi è parso abbastanza netto. Il gol lo abbiamo attribuito, forse abbiamo detto Nizzetto, ci fa notare il collega Mino Farolfi. Naturalmente stiamo parlando del numero 11 del Carpi, di Gaudio, autore del bellissimo gol del vantaggio. Ora c'è un calcio di punizione per il Carpi. Nel frattempo siamo arrivati al 18esimo, pubblico festante per il vantaggio. In questo momento il Carpi sta ottenendo la prima vittoria in casa nel girone di ritorno, vedremo se riuscirà a portarla fino al 90esimo. Carpi 2, Trapani 1, Castellammare. Attaccante un po' in ombra. Il pareggio del Trapani, numero 24 Gambino, al 40esimo e 20 secondi. Carpi 2, Trapani 2. Al 43esimo dunque c'è il pareggio 2-2 fra Carpi e Trapani. Prima dobbiamo dire che al 39esimo Bagogu, entrato in campo al posto di Ardemagni nel Carpi, si è fatto mezzo campo, indeciso sul da farsi, e alla fine un perfetto, quello che poteva essere un perfetto contropiede, è diventato un'occasione sciupata per andare a chiudere la partita. E poi successivamente un altro contropiede mancato dal Carpi, e poi è arrivato il gol del pareggio. Garufo, entrato in campo al posto di Martinelli da un 10 minuti circa, al termine dell'ennesima scorribanda sulla destra, ha messo palla in mezzo, anzi palla dall'altra parte dell'area dove si è avventato. Scusa Mazzeo, Latina in vantaggio a Reggio Calabria. Jonatas al 42esimo, te la linea. Grazie Lopez. Bene, dicevamo che sul cross di Garufo dalla parte opposta, cioè dall'esterno di sinistra, si è avventato Gambino e ha insaccato il quarto gol del Varese. Bene, allora completiamo la descrizione del gol. Dicevamo cross da destra di Garufo, intervento da sinistra di Gambino e pareggio confezionato dal Trapani, che ancora continua ad attaccare. Mancano 30 secondi al 90esimo e naturalmente poi ci sarà il recupero, ma in questo momento è Carpi 2, Trapani 2, Castellammare. Il sintetico Memushai per il 3-2 del Carpi. 45 minuti 20 secondi. Memushai, Carpi 3, Trapani 2. A te la linea. Il rigore in un altro paio di interventi decisivi nel primo tempo. Scusa Russo, un momento, sentiamo Mazzeo. C'è il finale da Carpi 3, Trapani 2.